Dal cappello del mago. Cari amici, ciao e benvenuti qui ad Al Cappello del Mago. Io come sempre sono il mago Alesgar e vi do il benvenuto. Prego, prego, mettetevi comodi nel nostro magico mondo, in questo bel salotto accogliente. Che bello rivedervi tra l'altro, perché ogni volta cominciano nuove avventure magiche, sicuramente molto molto magiche. Bene, in questa puntata di oggi, voi lo sapete che cosa faremo? E io non mi ricordo, ragazzi. Oh, caspita, cos'è che andremo a estrarre dal mio cappello magico? Oh, meno male che il saggio alieno, il mio segretario, si ricorda tutto. Andiamo a chiedere a lui. Innanzitutto lo salutiamo. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Che bello vederti! Sì, i nostri amici sono già arrivati, sono qui che aspettano, ma siccome io anche oggi non mi ricordo cosa faremo, ragazzi, non mi ricordo. Chiediamo a lui, che lui ha tutto segnato, io non so dove se lo segna, da qualche parte, magari mette anche lui i post-it sulla sua navicella spaziale, che è molto spaziosa, ecco. Cosa faremo, caro saggio alieno, in questa puntata? Caro mago, la puntata di oggi è una puntata un po' nuvolosa. Giocheremo con l'assistente Arturo e la fatina Giulietta e poi ci presenterai nella rubrica Fiabe Giramondo una magica storia estratta dal tuo cappello. Ma certo, saggio alieno, grazie, ora mi ricordo che cosa faremo. Ma sì, è tutto chiaro, chiarissimo direi. Allora possiamo cominciare, però prima ragazzi, certo, vi ricordo di mandarci i vostri messaggi, le vostre mail, scriveteci, fatevi aiutare da un grande, da un adulto, mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, i vostri pensieri a ciao@gmail.com. ciao@mago@gmail.com. Quindi mi raccomando, anche i disegni sono bellissimi, noi ci divertiamo molto a guardarli insieme al saggio alieno, all'albero burlone, alla fatina Giulietta, all'assistente Arturo. Che bello! E ricordatevi anche di iscrivervi al nostro canale su YouTube, Mago Alesgar, e lì trovate tutte le nostre magiche avventure. Io direi di cominciare. Mettiamoci comodi e iniziamo con le avventure di Dal Cappello del Mago. Giochi amo, giochi amo, non lo sai o non lo so, giochiamo insieme, indovina un po', non lo sai o non lo sappiamo, ora è il momento, dai giochiamo. Giochi amo, giochi amo, e per come sarà stato, vedrai qualcosa avrai imparato. Ehi, ciao amici, mi riconoscete? Sono io, l'assistente Arturo. Questa volta io non c'entro, non ho mangiato nulla, non ho fatto nessun pasticcio. Il pasticcio l'ha fatto il mago, scusate. Estraendo le cose dal suo cappello si vede che ha messo troppo entusiasmo e le ha tutte mosse, sfuocate. Sono irriconoscibili. Dovete aiutarci a capire qual è l'oggetto che ha estratto dal suo cappello. Però ci serve un pizzico di magia. Dobbiamo chiamare la fatina Giulietta. Chiamiamola tutti insieme. Al 3. 1, 2, 3. Fatina! Più forte! Fatina! Più forte! Fatina! Eccomi qua! Sono la fatina Giulietta. Ma certo, il mago ha estratto dal suo cappello un oggetto. Andiamo a vedere. Eccolo qua, è tutto sfocato. Voi riuscite a capire di quale oggetto si tratta?
qual è l'oggetto che ha estratto magicamente dal suo cappello il mago? Beh, allora possiamo fare una magia e renderlo un pochettino più chiaro, più nitido. Serve la parola magica che è wow wow wee wow wow. La diciamo insieme al 3. 1, 2, 3. Wow wow wee wow wow. Oh, così va un po' meglio. Lo riconoscete, ragazzi? Che cosa? Proviamo. Dobbiamo un attimo concentrarci. Potremmo usare ancora la parola magica wow wow wee wow wow e vediamo se qualcuno riesce a indovinare. 1, 2, 3, tutti insieme. Wow wow wee wow wow. Oh sì, ora va un po' meglio. Qualcuno riesce a capire di che oggetto si tratta? Che cosa ha tolto dal suo cappello? Il mago ha le scarpe. Avete indovinato? Avete capito? Dai, allora usiamo per l'ultima volta la parola magica, ma diciamola tutti insieme, forte, al 3. 1, 2 e 3. Wow, wow, wee, wow, wow. L'oggetto misterioso era questo qua. Eccolo! Chi è che ha indovinato, amici? Qualcuno ha indovinato? Avete giocato con noi? Beh, ragazzi, le nostre avventure, come direbbe il mago, continuano, ma certo, sempre qui ad Al Cappello del Mago. La storia di quest'oggi è una magica storia in rima che parla delle nuvole dell'amore. Siamo sinceri, quando piove quasi nessuno è contento, tanto che chiunque chiacchierando lo chiama maltempo. Quando magari la gente alza la testa, spesso dice «Oh no, una nuvola temporalesca». Quando magari il sole sparisce d'un tratto, «Oh no, un brutto temporale sta arrivando». Quando la pioggia bagna il viso, le mani e le braccia, la gente immediatamente dice «Oh no, che giornataccia». Un giorno, però, cambiò decisamente questo effetto e le persone lo sentirono prima sul corpo e poi nel petto, quando passò sulla testa della gente una nuvola che era dalle altre differente. Era diversa innanzitutto nel suo colore, non era cupa, oscura e senza malumore, ma creava nel cielo un gran bell'effetto. Era una nuvola, ma pareva un confetto. Capitava inoltre in qualche occasione che lassù non fosse l'unica di quel colore. Queste nuvole si diceva che facessero piovere gocce d'amore. Forse erano state inventate da qualche inventore, o erano frutto magari del momento, causate dallo stesso inquinamento. Fatto sta che i primi che si accorsero di questo sentimento sentirono proprio lungo il corpo un certo brio, ma soprattutto nel petto quell'inconfondibile formicolio di farfalle che volano felici come in primavera. E questa non era un'allucinazione, ma una sensazione vera, tanto che c'era pure chi sotto alle nuvolette riempiva di quell'acqua una o più boccette. Qualcun altro alzava il viso e le braccia con forza, alcuni sembravano che stessero facendo la doccia. Credo che in realtà fosse quell'amore che non veniva consegnato. Secondo me, infatti, non andava a vuoto e neppure sprecato. Quell'amore che non andava a segno, a pieno, lentamente saliva leggero verso il cielo, per essere poi assorbito, evidentemente, qui e là dalle nuvole e dalle nuvolette che così cariche di quel sentimento e quell'effetto diventavano belle e colorate come un confetto. Quelle nuvole si scioglievano in pioggia anche in quei luoghi di guerra e quelle gocce d'amore bagnavano pure quella terra. Anche ciascun soldato o persona che veniva bagnata all'inizio era molto spesso disorientata, tanto che guardandosi attorno in quel posto tutti si sentivano decisamente all'opposto e mentre stavano sotto al cielo e stava piovendo, in tanti si chiedevano ma cosa stiamo facendo, provando per il nemico un senso di affetto e per ciò che sentivano anche rispetto. Alla fin fine chi venne bagnato da queste nuvolette per bene cambiò presto il proprio parere.
Chi su di sé provò di queste nuvole il loro effetto in sé sentì di essere davvero contento e non lo chiamava più come una volta maltempo. Ora infatti l'opinione era del tutto cambiata e spesso si sentì dire, anche se era bagnata, quella di oggi è proprio una meravigliosa giornata. Eccoci qua ragazzi, quante avventure anche oggi in questa magica puntata di Dal Cappello del Mago. Siamo giunti al termine di questa magica avventura. Vi siete divertiti ragazzi? Abbiamo estratto parecchie cose dal mio cappello, anche quest'oggi. Allora, come sempre io vado a ringraziare il nostro amico Albero Burlone, ciao e grazie. Ciao amici, ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@mago@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette, e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli. E se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita. Fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.